Fabrizio Damiani, un momento difficile, no, per la società, chiudere il girone d'andata con un successo contro una diretta concorrente e soprattutto una prestazione di grande carattere. Sì, oggi secondo me abbiamo fatto una partita, un buonissimo primo tempo, con almeno 4 situazioni, 4 palle gol, una traversa che potevamo fare anche meglio, loro non hanno calciato mi pare mai in porta. Il secondo tempo abbiamo sofferto a livello di campo, abbiamo perso subito 20-30 metri, ma a livello di occasioni io non ricordo una parata di Fabio. E siamo stati molto attenti, molto concentrati sulla prestazione, però è da capire questo calo, no? Se è un calo fisico, se è un calo di atteggiamento, se è un calo di paura, è da analizzare questo calo, perché il secondo tempo abbiamo perso troppi metri, perché ci hanno messo sotto, sì, questo è un dato da verificare. Allora, loro bravi a tenere un ritmo alto, ma noi altrettanto bravi a non perdere mai la testa. Esatto, noi abbiamo fatto secondo me oggi quello che chiedo io, una partita di grandissimo equilibrio sia tattico che mentale, e alla fine quando riesci ad ottenere questo binomio porti a casa sempre punti. Oggi siamo stati molto bravi a portare a casa 4 punti. Ripeto, c'è stato un cambiamento anche a livello tattico, sono passato al 4-4-2 con secondo me risultati soddisfacenti, un modulo da affinare, abbiamo tempo adesso 28 giorni per farlo, e chiudiamo l'andata insomma con 19 punti che un mese e mezzo fa tutti eravamo, no, a piangere e a dire è dura, quindi un plauso a questi miei giocatori che si impegnano sempre, e un plauso a tutti quanti noi, a tutti quanti voi anche. La società, dicevo, un momento difficile, credi che da un punto di vista così del morale una vittoria del genere possa essere una svolta in qualche modo? Ma io spero di sì, dobbiamo stare tutti un po' vicini a questa grande, gloriosa, no, società che ha 250 bambini, 7-8 squadre, la categoria, la massima categoria regionale la manteniamo per 15 anni, mi pare, o 15 o 16. E diventa un fattore sociale, mi sembra utile anche sottolinearlo. Esatto, ho visto anche tanta gente oggi al campo, ma dobbiamo stare molto vicini al press, all'entourage, a tutti quanti, a Fausto che è entrato adesso, a Moro che comunque sempre dà una mano, a tutti quelli che domenicalmente vicepresidente ci traggono, tutti quanti. Cioè dobbiamo stare molto vicini, perché la situazione è difficile, ma io sono convinto che con un po' di pazienza, un po' di attaccamento, un po' di calma, insomma le cose vengono fuori bene. Fabrizio, scrivi la tua letterina a Babbo Natale, cosa gli chiedi? Personalmente dovrei scrivere qualche cosa. Personalmente ti auguriamo tutta la fortuna. Io per la società auguro una ripresa, auguro una continuazione di mantenere questa categoria il più a lungo possibile, valorizzazione di tutti quanti, di questi giovani che abbiamo visto anche oggi Este, abbiamo visto Ciotola. Grande primo tempo di Falcone. Esatto, grande primo tempo, poi è un po' calato anche perché ha fatto male, e per dare un qualche cosa in più a questa Carnia che insomma fra una cosa e l'altra è bersagliata un po' da tutte le parti. Perfetto, un'ultima, ti faccio un nome, Giulio Scazzini. Io ho definito monumentale la sua prova. Io non ho aggettivi, perché si parla tanto di Davide Gregorutti, che è giusto, così si parla tanto di Cucchiaro, però si parla sempre troppo poco di questo giocatore che io l'ho riscoperto 10 anni, perché ci ho giocato insieme per 10 anni, poi io ho mollato, ho fatto il mio percorso di allenatore e non l'ho visto giocare, non l'ho visto allenare. L'ho rincontrato dopo 4 anni e sono rimasto sbalordito, perché io l'ho visto ancora più forte. Quest'anno ha avuto un recupero un po' lento, un po' perché ha avuto questo infortunio molto grave, e di partita in partita sta dimostrando queste prestazioni che abbinano un mix di mentalità, perfezione tattica, non ho aggettivi, questo è il simbolo vero di questa squadra, insieme comunque, lasciamelo dire, a questi 4-5 giocatori che hanno accettato la situazione societaria e hanno sposato questa causa, quindi vuol dire che qualche cosa di importante in questa zona dell'Alto Friuli, sempre molto contestata, sempre molto detta, sempre molto sparlata, qualche cosa di importante c'è. Siete un gran gruppo, Fabrizio. Sì, un gran gruppo, che devo fare solo io. Sono fortunatissimo ad avere questi
giocatori che prima di essere giocatori, che poi alla fine sai, sono essenzialmente uomini, e questa è la cosa più importante.